Siamo dentro la stazione ferroviaria di Messina, sulle rampe d'accesso e di uscita dalle navi traghetto ormai chiuse da tanti anni, servivano come passerelle per evitare di incrociare il passaggio dei pedoni con quello delle ferrovie. Da questa parte, appena si arriva proprio su questo grande terrazzo al primo piano della stazione marittima ferroviaria di Messina, il visitatore che sbarcava in Sicilia si trovava davanti questo murales con tanto di Mussolini in giacca bianca che col braccio destro sollevato salutava il grande popolo al lavoro, fra militari e i simboli dell'impero romano. Qui c'è tutta la storia della Sicilia, abbiamo tutte le varie epoche, abbiamo tutte le varie epoche, dall'antichità con i capitelli, i templi dorici, ionico, le muse, le arti, la musica, gli scienziati, il teatro. Un grande mosaico voluto dal fascismo per rappresentare la storia della Sicilia. È rimasto coperto per quasi 50 anni, poi improvvisamente qualcuno ha deciso di scoprirlo e hanno tolto quella calce bianca che prima copriva anche Mussolini e hanno rimesso Mussolini dall'alto del suo podio con Aquila Reale. Qui abbiamo sulla sinistra i normanni che arrivano in Sicilia con le bandiere spiegate sulla sinistra, sopra c'è un castello che potrebbe essere uno degli anticastelli di Messina, qui c'è una flotta con le navi, con le vele al vento, delle triremi, biremi antiche, i giardini, gli alberi di mandorlo, i cipressi, ci sono dei templi sia con le colonne che con le mura. Abbiamo qui i normanni, poi probabilmente gli svevi, il popolo italiano armato di grano fino alle pale, le vanghe, c'è tutto il campionario del fascismo. E qui abbiamo i vespri, la guerra del Vespro con i francesi e i siciliani, la sposa famosa. La rivoluzione del 1282 questi siciliani, il fascismo non ha potuto non metterli nella storia della Sicilia. Qui ci sono delle belle rappresentazioni simboliche di donne al lavoro, intente nel lavoro e nella loro attività materna, i pescatori, alberi di arance, carichi di arance all'inverosimile, e qui abbiamo anche Garibaldi, non poteva mancare Garibaldi con i suoi garibaldini e la bandiera italiana con lo stemma dei Savoia. Qui c'è l'attività che secondo quello che è rappresentato in questo mosaico dovrebbe essere una delle più grandi attività locali. E qui c'è la grande flotta italiana, la Regia Marina, con le sue immense navi da guerra, con 2 torrette di cannone. Il Mare Nostrum e i famosi sorci verdi che fecero la trasvolata atlantica.
Non manca niente del fascismo qua, c'è proprio tutto, da Mussolini ai Sorcivetti. E tutto questo deve essere visto da chi arriva dal continente in quest'isola, è un'offesa alla Repubblica e a tutti i siciliani che sono morti per la libertà di questo paese e di quest'isola. Appena arrivano in quest'isola trovano il ritratto di Mussolini che li accoglie.